We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. E un buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati a Chiacchiere e Caffè in diretta da Telechiara per parlare di tante cose. Oggi argomenti importanti sopra il nostro tavolo. Ci prendiamo un caffè con Luciano Dussin, sindaco di Castelfranco, e Giancarlo Saranno, il suo assessore alla cultura. Buongiorno e ben ritrovati tra noi, ben ritrovati nel nostro salotto, anche se oggi si parla di argomenti non particolarmente rilassanti, questo vogliamo dirlo. Parliamo di cultura, parliamo di un patrimonio artistico in pericolo, in particolare le mura di Castelfranco. Castelfranco città murata, Castelfranco città in pericolo. Assessore, qual è il disagio che sta vivendo Castelfranco in realtà da più di qualche anno? Guarda, assessore. Lui è il sindaco, io l'assessore. Sì. Allora, Castelfranco Veneto è una città che storicamente è sempre stata conosciuta come la città murata. Viaggiatori europei fin dall'Ottocento ne hanno descritto in pagine molto suggestive la sua bellezza. Ultimamente è conosciuta anche come città del Giorgione, visto il grande successo della mostra del Cinquecentenario, però Castelfranco ha dei gioielli che sono a grosso rischio e di queste le mura, grazie anche ai loro 800 anni di storia, ormai hanno qualche acciacco che le rende di una staticità in alcuni casi pericolante, e quindi credo che sia il momento di prendere atto di questa situazione e di trovare delle soluzioni per risolverla. Sindaco, voi avete cercato delle soluzioni che potevano seguire quello che è l'iter più classico, quindi sovrintendenza, sovvenzioni pubbliche, ma quali sono state le risposte? Ma noi abbiamo evidenziato problemi strutturali, abbiamo già ottenuto delle risposte. 3 giorni fa abbiamo inaugurato il restauro della torre civica grazie ad un'operazione partita diverso tempo fa che ha coinvolto anche la Regione. Però forti delle problematiche che riguardano tutta la struttura, non solo una torre, abbiamo lanciato ulteriori messaggi. Noi avevamo messo in progettazione e anche nel piano degli interventi il restauro di 2 torri che sono molto danneggiate, che si trovano nel lato ovest del castello. Però, stante le ristrettezze del patto di stabilità, non abbiamo certezze se si può o meno mettere in cantiere anche questa ulteriore opera. Allora abbiamo interessato la Presidenza della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Economia, della Cultura, per ricordare una cosa, che esiste una legge dello Stato che obbliga i possessori di beni architettonici, in questo caso il Comune di Castelfranco Veneto, ad intervenire a loro salvaguardia. Però contemporaneamente esiste anche una legge dello Stato che ci vieta di spendere e di fare di investimenti, e quindi bisogna mettersi d'accordo. Avete un paradosso voi, come in realtà moltissime altre amministrazioni. Sì. Infatti noi speriamo, visto che questi quesiti comunque attendono a breve una risposta, che questo possa anche servire ad altri comuni per poter accedere ad una possibilità per la quale noi siamo in attesa di risposte positive, che è quello di sbloccare il patto di stabilità e permettere all'ente comunale in questo caso di intervenire a salvaguardia di un bene prezioso qual è un bene architettonico, può essere un castello, può essere un dipinto, certo, può essere qualsiasi altra cosa. E siamo fiduciosi su questo, perché la richiesta fatta al Ministero dell'Economia ha più possibilità di risposta. Una è quella di poter consentire al Comune di spendere soldi propri bloccati dal patto di stabilità. Nel caso la risposta non fosse positiva, chiediamo che sia il Ministero ad utilizzare fondi dello Stato, fondi comunitari o anche fondi che le stesse regioni magari hanno messo a tal riguardo per poter intervenire. Perché noi abbiamo
cioè l'impellenza, l'urgenza di salvaguardare queste strutture. Ci sono dei filmati, probabilmente li vedremo anche tra adesso poco. assieme. Non sveliamo il modo particolare che però voglio scelto ricordare che quello che vediamo corrisponde alla realtà. Cioè ci sono dei banner, ma ci sono anche delle situazioni che non si vedono a colpo d'occhio passando per Castelfranco, perché bisogna entrare all'interno della cinta muraria ad osservare. Si vedono dei crepacci e delle voragini che fanno paura. Da qua il coinvolgimento della città, il coinvolgimento delle varie istituzioni, e come siamo riusciti a mettere a posto la torre civica è un obbligo prima ancora che istituzionale, morale nei confronti non solo della nostra città ma della comunità che apprezza questo gioiello, penso unico, per arrivare a salvaguardarlo e consegnarlo alle future generazioni. Certo, come lei ha anticipato, Sindaco, avete scelto un modo, ecco, lo stiamo vedendo, un modo particolare, un po' forte in termini comunicativi, per spiegare alla gente cosa potrebbe succedere e se domani, questo è lo slogan della campagna per salvare le mura, e se domani effettivamente questo crollo che stiamo vedendo, che è stato simulato al computer, accadesse. Assessore, come mai questa scelta forte? Innanzitutto ci siamo basati anche su dati oggettivi. Anni fa c'è stata una società specializzata in indagini architettoniche che si chiama Archeometra di Castelfranco Veneto, la quale ha operato anche per il recupero dei fori imperiali a Roma, la quale ha fatto delle indagini specificatamente su una torre della nostra cinta muraria, la quale con una tecnologia che purtroppo mi scuso per non poterla citare in maniera esatta, però ha dimostrato, e si può vedere anche su un sito che noi abbiamo aperto, www.lenostremura.it, ha dimostrato come una gran parte di un'intera torre è completamente impregnata di umidità. Quindi proprio il suo tessuto connettivo, la sua parte centrale è molto fragile, e per esempio con eventi come purtroppo sono capitati in altre parti d'Italia, pensiamo al terremoto dell'Emilia, c'è effettivamente il rischio di crollo. Noi diciamo che tutte le mura di Castelfranco hanno davanti a loro degli scenari, oserei dire, piranesiani, quindi di un degrado senza ritorno, e credo che ormai il conto alla rovescia per prendere effettivamente atto di questa situazione è iniziato, e questa campagna, ecco lì vediamo per esempio uno spot che è stato trasmesso durante la rassegna cinematografica estiva che si svolge ogni anno a Castelfranco, e lì abbiamo fatto vedere che quello che abbiamo noi sotto gli occhi, in realtà le nostre mura presentano uno stato di degrado che per adesso è nascosto, ma che con eventi tipo per esempio un terremoto potrebbe diventare reale. A quel punto non si può più fare nulla, e quindi l'abbattimento è una situazione, una realtà che noi non vogliamo accettare per la nostra città. Lei mi diceva che in realtà, a parte la simulazione del crollo dell'enorme buco, insomma, della voragine attraverso una delle torri delle mura, in un'altra torre, in modo un po' più nascosto, quindi meno visibile, meno mediatico, in realtà la cosa più o meno c'è già. Ed è esattamente quella torre che noi vediamo adesso nel filmato, che al suo interno ha una voragine, un'autentica voragine, che è stata simulata nel banner che invece è stato esposto in un'altra torre, quella che meglio si vede dalla piazza di Castelfranco Veneto. Ma voglio dire, questa simulazione al computer che è stata volutamente messa in una delle 4 torri di Castelfranco è già presente, pur se celata al pubblico, in un'altra di queste torri. Allora, abbiamo parlato di questo banner, di questo stendardo negativo, diciamo, che simula questo buco, e vediamo quando è stato messo su. Avete fatto un filmato, l'avete installato, la gente il giorno dopo si è anche presa paura, tra un po' ce lo racconta, Sì, Assessore. allora vediamo il filmato e poi c'è vediamo un aneddoto molto divertente. Lo usiamo per i contratti. Delle famosa che
ecco questa installazione nottetempo, Assessore, anche, chiedo anche al Sindaco, insomma davvero sembra impressionante. Avete usato speleologi, avete usato dei droni per simulare davvero una situazione che potrebbe accadere, per scuotere un po' le coscienze, insomma sensibilizzare la gente, che in realtà i castellani, se non sbaglio, sono già molto interessati, sono sensibilizzati. Allora, devo dire che innanzitutto un plauso allo studio Ozium Arti Compositive, che ha avuto questa idea geniale con il loro effetto trompe-l'œil di simulare quello che potrebbe essere una realtà che ci auguriamo non avvenga mai. Un ringraziamento anche al gruppo Speleologico Veneto, che un lunedì sera, il 17 di settembre, hanno fatto questo servizio alla città, e mi piace anche, adesso credo che il telespettatore abbia percepito anche lui questa estrema verosimiglianza della situazione che abbiamo voluto creare, e l'effetto ha funzionato perché quella sera stessa nella piazza di Castelfranco c'era un turista tedesco che è corso dentro l'albergo che c'è lì in piazza e con fare allarmato segnalava al portiere caduto pezzo mura, quindi credo che l'effetto sia stato centrato. Beh, insomma, Sindaco, dicevo, una campagna di sensibilizzazione importante, avete scelto di colpire, diciamo, i cittadini, l'osservatore, per colpire chi alla fine? Allora, innanzitutto serve anche per i cittadini, perché purtroppo 8-9 cittadini su 10 di Castelfranco Veneto non erano a conoscenza dello stato reale della conservazione delle torri, perché l'immagine che vediamo fuori, che è artificiale, ripropone quello che in realtà c'è all'interno del castello, ma che per vederlo bisogna entrare apposta, bisogna superare un cortile privato, cioè prima sensibilizziamo, certo, che vedano, perché da fuori sembra ancora che tutto sia sostenibile, in realtà non è così. Dopodiché sensibilizziamo le istituzioni, queste si sono anche mosse, perché dai vari ministeri hanno chiesto alla soprintendenza del Veneto di venire a fare un sopralluogo, noi ci siamo attivati con progetti esecutivi, l'impianto c'è, adesso bisogna capire chi paga. Allora, noi in un'interrogazione parlamentare che è stata presentata in questi giorni abbiamo ricordato anche al Ministero che in uno dei recenti decreti sviluppo, recenti intendo 3-4 mesi fa, sono stati previsti 330 milioni di euro per il recupero di aree architettoniche e museali del centro-sud Italia. Visto che l'Italia deve essere un paese unito, ci auguriamo che ci sia qualche deriva anche positiva per possa esserci. Se questo dovesse ritardare nel riposizionamento del vil denaro, almeno che ci lasciano intervenire con i nostri. La nostra è una realtà buona, sana, noi in nostro comune abbiamo 22 milioni di euro bloccati dal patto. Per questa operazione ne servirebbero 8-10 per fare un lavoro di sostegno fatto bene. Quindi siamo fiduciosi perché abbiamo già, ripeto, messo in essere un intervento significativo sulla torre. Abbiamo recuperato un altro bene architettonico, stiamo recuperando un altro bene architettonico che è un parco storico inserito in centro di Castelfranco, che ha 8 ettari a disposizione della comunità più vasta, e con fondi europei destinati in regione e inviati a Castelfranco Veneto. Anche questo è un successo che, unito a quello auspicato delle torri, pensiamo sia doverosamente da riservare alla nostra comunità, che negli anni ha sempre dato tanto al resto del paese. Sindaco, la provoco, in questo caso, secondo la sua esperienza, chi si sta comportando meglio, fondi europei o effettivamente la legge dello Stato? Chi vi ha aiutato di più finora? Finora sono i fondi europei, parliamo dell'ultimo arco temporale, perché le cose stanno evolvendo. L'Italia in questo periodo sta chiudendo i rubinetti un po' su tutte le spese, provocando prevalentemente disagi, cioè è difficile spiegare il perché un settore dell'edilizia come il nostro, che ha capacità, esperienza, professionalità, è
prevalentemente in cassa integrazione, necessitiamo di un sacco di interventi, questo è uno, ma sulla viabilità, sul risparmio energetico, cioè è meglio investire facendo lavorare le persone che non guardare solo allo strumento della cassa. È vero che bisogna rimettere a posto i bilanci, ma c'è un periodo per il quale si pensa ai bilanci, dopodiché però bisogna anche intervenire, altrimenti ci troviamo con i bilanci a posto, ma con le persone che perdono i posti di lavoro e chiusa l'attività è difficile ripartire. Questo in ampia scala non deve essere il nostro futuro. Dussin, lei non è il primo amministratore che si siede su questa sedia lamentando dei problemi e dei legacci del patto di stabilità per le proprie amministrazioni. In questo caso ci stiamo riferendo a un progetto importante che è la salvaguardia delle mura. Mi chiedo a quanti e quali altri servizi stanno rinunciando i suoi cittadini a causa del patto di stabilità? Per curiosità. Il messaggio che continuiamo a mandare dagli enti locali, e ne è consapevole anche il governo, perché nelle conferenze regioni, Stato, enti locali si discute di queste cose, è che per risanare i bilanci bisogna cominciare a risparmiare. Per risparmiare bisogna investire. È come l'uovo e la gallina, Brava. Non si capisce da dove bisogna cominciare. Allora, e intanto l'erba muore. Brava, bisogna far arrivare l'acqua per sostenere anche la vegetazione, e lo stesso vale per gli interventi di cui stiamo parlando, cioè noi dobbiamo investire per risparmiare. Allora, per esempio, parlo di Castelfranco Veneto, sì. Assieme all'Università di Venezia abbiamo fatto delle fotografie aeree, abbiamo la storia della perdita energetica di tutti gli edifici che ricadono nel nostro comune, non solo pubblici, di tutti. Là si potrebbe, con interventi a cominciare dalle scuole, dal municipio, dal teatro, dalla biblioteca, dal museo, dalle palestre, si potrebbe risparmiare subito il 30% di energia, e se lo fa Castelfranco potrebbero farlo chissà quanti altri comuni nel giro di pochissimo tempo, perché i progetti ci sono, non è che in periodi di ristrettezze si stia dormendo, stiamo progettando per poter intervenire un secondo dopo lo sblocco del patto. Un esempio che vale per tutti, sull'illuminazione pubblica la stessa cosa, cambiando le lampadine da mercurio passando ai LED si risparmia il 30%, domani mattina, non fra 10 anni, ed è questo che deve smuovere un po' l'impasse di cui stiamo parlando, e noi stiamo progettando a 360 gradi, cioè si va dal risparmio effettivo dei consumi a una progettualità per recuperare i beni storico-architettonici che devono essere visti in un'ottica di investimento futuro, perché se la manifattura langue, l'interesse per il turismo anche internazionale che arriva a Castelfranco come in qualsiasi altro posto deve essere visto come una cosa positiva. Assessore, torniamo invece alle nostre mura. Abbiamo visto questa campagna di sensibilizzazione che porta con sé anche però una campagna di firme, se non sbaglio, una petizione. Sì, allora, questo è un progetto per cui noi abbiamo voluto supportare i gridi d'allarme che il sindaco ha citato prima con le sue segnalazioni al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai vari ministri, e abbiamo pensato che se alla voce del sindaco si affiancava anche la voce di tutta la nostra comunità e non solo, aumentiamo la possibilità che ci sia più attenzione quando si esaminerà il problema delle mura di Castelfranco. Ricordo anche che questa campagna ha trovato subito un forte consenso anche sul piano economico, perché a noi come amministrazione praticamente non è costata quasi nulla, e qui vorrei ringraziare Ascom che ha finanziato in maniera importante già quello che voi avete visto all'inizio, uno studio professionale che si chiama Conte e Cervi e un circolo culturale che si chiama Antiruggine di Mario Brunello, che è conosciuto un po' in tutto il Veneto. Certo. Ecco. E a questo abbiamo affiancato anche una collaborazione che è costante con il volontariato. Prima abbiamo visto il soccorso alpino che ha appeso il banner, ma abbiamo tutte le associazioni con le quali già ci siamo incontrati 3 volte, che sono disposte, ognuna nel loro distretto, diciamo, di competenza, a perseguire questa raccolta firme. Potrei citare la Protezione Civile come gli alpini e molti altri. Abbiamo i comitati frazionali, i comitati di quartiere.
Insomma, è una Beh, rete, insomma, mi sembra che l'intera comunità abbia risposto. è una rete molto estesa, abbiamo una risposta dei cittadini, però ne approfitto e vi ringrazio per questa visibilità mediatica, perché ricordo che qui abbiamo il modulo delle firme che si trova chiaramente a Castelfranco, nei dintorni di Castelfranco, Certo. però c'è anche un sito che è www.lenostra.it, che mi pare sia stato anche inquadrato prima. La pagina Facebook, insomma, c'è una tutti gli pagina strumenti Facebook, sono ma stati soprattutto utilizzati. nel sito è possibile avere ulteriori informazioni su quelle che adesso citiamo chiaramente a spot, ma anche c'è un modulo per poter fare le proprie firme. Abbiamo già qualche centinaio di firme anche sul sito, quindi chiunque ci veda, che sia in provincia di Padova o in altre province, Certo. può dare il suo segno di sostegno alla campagna per le mura di Ma Castelfranco. certo, ricordiamo che il patrimonio artistico è di tutti e va salvaguardato da tutti, quindi vi invitiamo ad approfondire quello che avete appena conosciuto, quindi insomma firmare anche voi e informarvi. Io ringrazio Giancarlo Sarana, assessore alla cultura del Comune di Castelfranco Veneto, il suo primo cittadino, Luciano Dussin, sindaco di Castelfranco, per essere venuti qui a Chiacchiere Caffè e averci presentato questa iniziativa. In bocca al lupo, che altro dire. Ai nostri telespettatori invece dico di rimanere con noi, perché tra pochissimo parliamo di qualcos'altro, ci trasferiamo a Piazzola sul Brenta. Ed eccoci ritornati nel nostro salottino di Chiacchiere Caffè. Tocca il turno per bersi un caffè, oggi è di Giulia Reato, vicepresidente dell'associazione Free in the World. Siamo a Piazzola sul Brenta. Piazzola sul Brenta, questa associazione si occupa di un sacco di cose, in realtà da un sacco di anni, sì. E quindi è 15 anni che accompagnate i concittadini, ma non solo, attraverso dei percorsi e dei corsi così culturali, vorrei dire, ma in realtà sono ben di più, sono gite. Adesso cerchiamo di spiegarlo, perché le iniziative sono davvero tantissime. Speriamo che il tempo che ci rimane fino alla fine della trasmissione sia sufficiente, Giulia, perché ce ne sono davvero tante. Allora, quando cominciate e qual è il contesto di partenza? Come mai questi corsi è proprio a Piazzola? Benissimo, allora i corsi appunto si svolgono da 15 anni, però per spiegare come sono nati i corsi bisogna spiegare come è nata l'associazione. L'associazione Free in the World, che appunto tradotto dall'inglese significa liberi nel mondo, nasce da un gruppo di genitori che a un certo punto si mette assieme per promuovere gli scambi culturali all'estero dei propri figli, però ovviamente non solo dei propri figli, ma dei figli anche di amici, questa necessità eccetera, della di comunità. Andare oltre i confini. Esattamente, questo è il modo in cui nasce l'associazione, nel 1997. Parallelamente però l'associazione comincia anche, sempre su richiesta di amici, di cittadini piazzolesi, comincia anche ad organizzare dei corsi con sede a Piazzola sul Brenta, e i primi corsi sono stati di inglese, inglese è stata la prima lingua, e di informatica. Si è partiti con qualche iscritto, ripeto, sempre 15 anni fa, e le richieste sono aumentate nel frattempo, quindi dal corso di inglese poi si è cominciato ad organizzare anche il corso di spagnolo, il corso di tedesco, il corso di francese, qualche corso di informatica in più, e poi da lì i corsi sono diventati sempre molto di più, tant'è che appunto la brochure di quest'anno presenta ben 27 una trentina di corsi. Esattamente, quindi si è ingrandita anche l'associazione, se non sbaglio. Si è ingrandita. L'associazione in realtà è sempre rimasta piccolina, perché è un'associazione non profit, quindi è composta da una decina di persone che mettono a disposizione il proprio tempo per appunto gestire questi corsi, ovviamente in collaborazione con il Comune di Piazzola sul Brenta e in collaborazione con l'Istituto Superiore Rolando da Piazzola, che è un liceo di Piazzola, che mette a disposizione, mette a disposizione i propri spazi. Quindi alcuni corsi si svolgono ad esempio nelle aule dell'Istituto Rolando da Piazzola, alcuni altri invece nella sede dell'associazione, sempre a Piazzola sul Brenta. E ecco, questa è la... Quindi questo è il motivo per cui siete nati, quindi questa esigenza di internazionalizzarsi o comunque aprire un po' quelli che possono essere i propri orizzonti, e per imparare qualcosa di nuovo. Siete cresciuti, Giulia, ma quello che mi interessa capire è che tipo di servizio offrite alla comunità. Certo. Voglio dire, se una persona vuole imparare l'inglese, lo spagnolo piuttosto che l'informatica, esistono anche dei corsi di formazione, quindi qual è il vostro ruolo nello specifico? Esatto.
Esatto, la cosa che vorrei sottolineare è che noi non siamo un centro di formazione, ma siamo diciamo più un centro di informazione forse, nel senso che l'idea, la filosofia che sta alla base di tutti i corsi è quello di fornire la possibilità ai cittadini di Piazzola, però ripeto non solo di Piazzola in realtà, perché poi in realtà i corsi vengono frequentati anche da cittadini dei comuni limitrofi e addirittura della provincia limitrofe, perché abbiamo corsisti che vengono anche da Vicenza, dalla provincia di Vicenza, quindi sì. Fornire appunto, dicevo, la possibilità di impiegare il proprio tempo libero in maniera diversa da quello che magari può essere il solito davanti alla televisione o chiusi comunque all'interno delle proprie mura domestiche. Dare la possibilità quindi di avere un motivo per uscire alla sera, perché i corsi si tengono alla sera, esattamente, dalle 8:30 alle 10:30, generalmente questo è l'orario. E quindi di imparare delle cose nuove, divertendosi, perché comunque ovviamente anche i docenti entrano nello spirito dell'associazione, quindi le lezioni non sono mai noiose, che si tratti di inglese o che si tratti di informatica o che si tratti di storia della filosofia, comunque il docente sa perfettamente di avere di fronte a sé delle persone che generalmente durante il giorno lavorano e che quindi insomma alla sera vogliono anche con un carico di stanchezza. Esattamente, e vogliono divertirsi, imparare divertendosi. Ovviamente tutto questo diventa anche l'occasione per socializzare, perché i corsi ovviamente sono composti da 15-20 persone, quindi insomma ci si incontra, ci si conosce, e spesso nascono delle amicizie e spesso anche i corsi proseguono proprio per richiesta dei corsisti stessi che si affezionano. Quindi corsi per creare una maggiore informazione, diciamo, a riguardo di determinate tematiche, e corsi per creare anche comunità e farla crescere assieme. Esatto. E non ci sono solo corsi, tra l'altro. Infatti vorrei dire, Giulia, arriviamo a bomba e cerchiamo di capire cosa offrite, perché questo tempo di qualità va implementato con tutti questi corsi che veramente ce ne sono per tutti i gusti, a 360 gradi, adatti tra l'altro, vorrei sottolineare, a tutte le età più o meno. Sì, assolutamente. Cioè chi è il vostro corsista tipo? Difficile da identificare? È difficilissimo perché ci sono, vabbè, ovviamente a partire dalla maggiore età per ovvie ragioni, però fino agli 80 anni senza... Vabbè, questo è bello, problemi. perché è transgenerazionale. Sì, assolutamente. Allora, proviamo a sfogliare idealmente questo libretto, questo vostro, come possiamo dirlo, il vostro indice di presentazione, e ci sono un sacco di corsi. Cominciamo dall'informatica, che se non partiamo sbaglio dai corsi, allora, perché, corsi base. Esatto, partiamo dai corsi perché, come dicevo, ci sono corsi, ma ci sono anche incontri con l'autore che avvengono proprio nel mese di ottobre, e poi ci sono anche le uscite le culturali, le visite guidate, eccetera. I corsi, allora i primi che presenterei sono proprio i corsi di informatica e i corsi di lingue, che sono quelli storici e quelli sempre richiesti. Sono davvero, non possono mancare, diciamo, nelle nostre... Non mancano mai nelle associazioni come la vostra, però mancano sempre purtroppo nelle scuole. Evidentemente se le persone continuano a rivolgersi alle associazioni come le vostre per colmare determinate lacune o determinate curiosità, evidentemente questa sono mancate in precedenza. Quindi vedere che nonostante 15 anni questi corsi continuano ad essere frequentati è ovviamente un dato positivo per voi, un dato negativo per evidentemente un sostrato educativo, in termini insomma di sistema con la S maiuscola, che continua a non capire che probabilmente bisogna insistere un po' di più su informatica e lingue straniere. Certo, sì. No, mi stavo chiedendo, visto che è una chiacchierata, evidentemente continua ad esserci questa esigenza. Anche perché esigenza. comunque poi il discorso che dicevamo prima, le persone appunto che si iscrivono ai corsi di informatica e di inglese non sono solo persone di 60, 70, 80 anni, quando facendo due conti effettivamente, insomma l'inglese e l'informatica non c'erano, ma sono anche persone ventenni, trentenni, quindi insomma evidentemente, che avrebbero dovuto o potuto
avere la Sviluppare possibilità di avere... competenze, esatto. Esattamente. Ma allora informatica, Windows, Word, vedo corso base, corso avanzato, quindi in corso di informatica base per sapere dov'è il pulsante Esattamente. di accensione del computer e anche per è proprio sapersi questa la scrivere. richiesta che ci fanno, Mi immagino, imparare ad accendere il mi immagino. computer. Sì. Lingue straniere invece vedo inglese e spagnolo. Sì, quest'anno proponiamo il corso di inglese in 4 livelli, il corso di spagnolo in 2. Il corso di inglese appunto sono 3 livelli, comunque tutti e 3 abbastanza semplici, poi c'è il corso invece di conversation che è un corso molto bello, molto interessante perché è tenuto da una docente madrelingua e quindi è per chi vuole parlare appunto in inglese e fare un po' meno di grammatica. E questi sono i corsi, diciamo, il vostro core business, insomma, Yes. per parlare in inglese, perché vorrei dirlo ai nostri telespettatori, visto che ci stanno seguendo in diretta. Giulia mi aveva detto di non sottolinearlo troppo, ma Giulia è una delle insegnanti di inglese. Capita di essere, sì, Bene, una delle bene, insegnanti quindi, di insomma, inglese. ve la ritroverete nel caso scegliate insomma, Esatto. di partecipare a questi corsi. Andiamo oltre, vedo Poi c'è il cultura corso e di arte. spagnolo, il corso di Esatto. spagnolo, anche questo è un corso presente nel nostro programma ormai da anni. Negli anni precedenti, una curiosità, abbiamo proposto anche, e con successo, il corso di cinese, un corso di portoghese, quindi insomma abbiamo anche spaziato in lingue magari più insolite o più difficili comunque da trovare nei programmi. Certo, e anche da imparare, suppongo. E da imparare sicuramente. Andando avanti vedo corsi di cultura e arte, spiegamoli meglio perché sono variegati, sono tantissimi, vanno dalla musica, vanno dalla lettura, vanno dalla storia. Esatto, allora come anche questi affrontarli? sono corsi storici nel senso che sono proposti da diversi anni, alcuni addirittura da una decina d'anni, e continuiamo a proporli sempre per il discorso che ti dicevo prima di una, come dire, le persone si affezionano proprio, no? Ai corsi e quindi li richiedono costantemente. Quindi il corso di filosofia, ad esempio, è uno di questi. Ogni anno chiaramente un programma diverso, certo. Quest'anno, adesso non me lo ricordo, però poi c'è il corso di storia veneta, anche questo è una novità, però in realtà corsi di storia veneta o corsi legati alla storia dei greci e dei romani, sempre tenuti dal professor Ruggero Marconato, che è uno studioso di storia veneta e padovana e un grande appassionato soprattutto della sua materia. Anche questi corsi sono sempre stati proposti. C'è un altro corso novità, è la storia d'Italia, vista da qui, quindi 150 anni più uno vedo, però sì. La curiosità è questa. Credo sia, non ho studiato, devo dire la verità, però riferito al fatto appunto che va dal 1848 al 1949, no? Perché sarebbero 101, perché sono passati 150 anni e siamo al 151esimo, certo, ovviamente. Però in realtà il programma va, per questo, il programma va dal 1848, quindi i moti del 48, fino alla nascita della Repubblica Per ricordarsi anche italiana. un po' di più, perché questi 150 anni, queste celebrazioni per i 150 anni in Italia in realtà sono passate, direi, un po' inosservato, sicuramente sottotono. Mi chiedo se in realtà effettivamente la gente si sia ricordata a sufficienza di quella che è la nostra storia, quello che è il nostro passato. Quindi lo ribadiamo col 150 più 1. Sì, esatto, perché si fosse perso l'appuntamento dei 150 anni c'è la possibilità di ricordarselo. Faccio un passo indietro perché ho raggiunto invece la pagina della storia, del corso di storia della filosofia, che mi sembra essere uno dei più gettonati, perché credo sia un programma piuttosto interessante soprattutto per il nostro pubblico che ci segue. Radici ebraiche del cristianesimo, il cristianesimo delle fonti, il cristianesimo delle prime comunità ebraiche ed ellenistiche, i padri della Chiesa, Plotino e il neoplatonismo. Direi che è un programma, un percorso piuttosto interessante anche per capire quella che è la base della filosofia, anche la filosofia delle religioni, che è importantissima. Sì. Quindi insomma vorrei sottolineare, credo che sicuramente chi più del nostro telespettatore medio possa essere sensibile a questo tipo di approfondimento, quindi insomma certo. a Piazzolla, al patronato Don Bosco, tra l'altro, quindi anche il patronato è coinvolto in, sì, questa, certo. in questa iniziativa, insomma si può imparare, si può saperne un po' di più. Anche perché sono 12 incontri, quindi comunque di un'ora e mezza, insomma, il programma si può, certo. Andando avanti vedo guida all'ascolto del jazz. Sì, questa è una novità di quest'anno, è un corso al quale noi teniamo davvero molto, è proposto da Alessandro Arcuri, che appunto è un musicista, laureato in musica jazz al Conservatorio di Rovigo,
E è un corso secondo me molto interessante perché innanzitutto non presuppone nessuna conoscenza musicale, perché è una guida all'ascolto per l'appunto, per cui molte persone appunto ci hanno chiesto ma devo conoscere la musica, devo saper suonare il pianoforte o piuttosto che la chitarra, invece no, assolutamente, è semplicemente Si dice sempre una... che il jazz sia una musica un po' elegante, un po' elegante e difficile anche, forse un po' snob, allora noi cerchiamo di andare oltre i pregiudizi e di cercare di ascoltare, insomma. Vedo anche di qualche portare. foto, Giulia, questi sono i vostri corsi. Questi sono questi sì, sono alcuni momenti di presentazione, Perché probabilmente. vedo una sala gremita, vedo veramente un sacco di persone, se Sì, non sì, sbaglio. sì. Perché appunto, come ti dicevo, oltre ai corsi in realtà organizziamo anche presentazioni, incontri con l'autore. Proprio domani sera, venerdì sera, presso la sala consigliare di Piazzola sul Brenta, ci sarà un incontro con Pietro De Marchi, che è un docente di letteratura italiana all'Università di Zurigo e scrittore di poesie, quindi presenterà il suo libro Replica, che è appunto una raccolta di poesie più alcuni inediti. L'evento in realtà rientra all'interno della manifestazione, della campagna che si chiama Ottobre piovono libri, che è una campagna promossa appunto per incentivare il libro e per soprattutto il piacere della lettura. Piacere di mettere in moto il cervello, sì, ricordiamo. esatto, è sempre insomma, noi ci inseriamo, cerchiamo perlomeno di inserirci sempre all'interno Certo. mettiamo in moto il Questa cervello. è la vostra filosofia, Sì, insomma. sì, stando insieme. Appunto, domani c'è la prima presentazione, il primo incontro con l'autore, ce ne saranno altri nel mese di ottobre. Il successivo è domenica 14 ottobre, che però in realtà non è un vero incontro con l'autore, perché è più un reading di poesie, è dedicato al centenario della morte di Giovanni Pascoli, e quindi appunto verranno lette poesie di Giovanni Pascoli. Anche questo è interessante perché ci saranno sia attori professionisti che leggeranno queste poesie, ma la cosa interessante... anche dei vostri corsisti, perché Bravissima. vedo un corso di lettura espressiva base. Bravissima, esattamente. Perché leggere con senso... I corsisti dello scorso anno saranno coinvolti nel reading di questa... Quindi se c'è già almeno un secondo anno di corso di lettura espressiva, questo mi fa intuire che ci sono stati degli anni precedenti. Che ci sono stati degli anni precedenti anche con successo, sì, evidentemente. Sì. Quindi alla gente piace leggere e leggere dando senso, insomma. Beh, questa è una cosa interessante, non avrei detto, quindi insomma si può anche dizione, lettura espressiva, approfondimento, insomma direi piuttosto interessante. Andiamo oltre, continuiamo a sfogliare, Giulia, le vostre proposte per questa stagione 2012-2013, come la chiamate? Anno scolastico? 2012-2013. Vedo finalmente qualcosa che riguarda invece delle gite naturalistiche, se non sbaglio il fiume Brenta chiaramente è un protagonista importante del vostro territorio. Sì, esatto. Allora, le gite sono sia gite naturalistiche che visite guidate storico-artistiche. Di solito hanno lo stesso format, quindi ci sono degli incontri preparatori, propedeutici, esattamente, cosa si sta andando a visitare. Esattamente. E poi le uscite vere e proprie. Le uscite ovviamente di solito sono nella stagione primaverile. Giusto per non morire di freddo, quindi sì, insomma probabilmente saranno demandate al 2013, ma intanto le esponiamo. Quindi c'è la visita all'osservatorio astronomico di Asiago, e questa in realtà è già qui a novembre, perché il periodo mi sono sbagliata io, quindi c'è anche la possibilità. Esatto. Anche questa è una cosa spesso riproposta perché richiesta, la visita all'osservatorio astronomico. Nel periodo invece primaverile abbiamo la mostra di De Nittis a Palazzo Zabarella a Padova, ci sarà una visita guidata invece al Palazzo della Ragione, sempre a Padova naturalmente, e la visita guidata all'Esposizione Internazionale d'Arte Contemporanea, questa però a settembre ovviamente del 2013. Andando avanti, sempre Giulia, ci sono un sacco di laboratori, chiamiamoli così,
acquerello, insomma, quindi è sempre la pittura. Vado avanti un po' veloce, ci sono due cose che mi ispirano davvero molto: l'ABC del cucito e anche il cucito in corso avanzato, quindi per imparare a tenere in mano quello che è un ago e un filo. Per esempio, io sarei sicuramente una delle vostre corsiste. Questo è un corso che abbiamo in realtà proposto l'anno scorso per la prima volta. Di solito proponevamo corsi di i soliti decoupage, cose di questo tipo. Quindi... Sì, laboratori manuali. Esatto, invece l'anno scorso abbiamo detto ma proviamo con un ABC del cucito. Ed è stato un successo clamoroso, perché evidentemente anche questo manca nella formazione sicuramente delle nelle persone, nuove generazioni femminili questo è poco ma sicuro, anche Esatto. fare l'orlo, attaccare un bottone Esatto. è complicato. E nel tramandare. E nel tramandare, hai ragione. Cosa dire poi dell'orto fai da te, cioè della possibilità insomma, di coltivarsi qualcosina anche in terrazzo. L'orto fai da te è un altro bellissimo corso, perché ha questo nome un po' difficile, la permacultura. La permacultura in realtà è... sintetizzato davvero molto, è l'orto del non fare, quindi per i pigri come me è l'ideale, perché non si lavora il terreno, non si concima, non si tratta. Ovviamente non è così semplice, si basa sui principi biologici e biodinamici, si svolge all'interno di un'azienda agricola di Piazzola sul Brenta biologica e ovviamente c'è la parte teorica, 3 lezioni di parte teorica, ma 3 lezioni ovviamente dove si va sul campo chiaramente e quindi insomma si lavora. Poi quando crescono le veramente. verdure, quando cresce la frutta, un bel corso di pasticceria per imparare a cucinare. E non ci facciamo mancare neppure quello. E quindi non mancano abbiamo neanche anche il corso di pasticceria. Corso di pasticceria, anche quello come puoi vedere 2 livelli, il base e l'avanzato, perché per il solito ormai motivo, avete già formato dei pasticceri provetti. sì, non si accontentano e quindi vogliono Sarebbe interessante proseguire. capire in ogni abitazione, ogni famiglia di Piazzola effettivamente, mi immagino insomma una comunità in cui tutti parlano spagnolo, inglese, sanno insomma usare il computer, cucinano, sanno di arte, sanno di cultura, sanno di filosofia, sanno ascoltare jazz, insomma, e questo grazie soprattutto ad associazioni come voi, all'impegno di tanti semplici cittadini, perché questo siete, che si mettono a disposizione degli altri. Insomma, i corsi in realtà sono ben di più, anche se più o meno abbiamo toccato tutte le tipologie, una trentina di corsi, associazione Free in the World. Giulia Reato appunto è la vicepresidente che è venuta a spiegarci un po' quali sono le scelte, quali sono le possibilità. Il luogo è sempre Piazzola sul Brenta, e in realtà vari luoghi all'interno di Piazzola sul Brenta, l'associazione Free in the World, la sede, ricordiamo l'indirizzo, Giulia, per i nostri telespettatori? Ma in realtà la sede è in via Rolando, a Piazzola sul Brenta, però digitando Free in the World su Google potete trovare tutti i riferimenti, i numeri di telefono e il nostro sito internet, quindi all'interno anche del sito del comune di Piazzola sul Brenta, associazione Free in the World, corsi per adulti. Associazione Free in the World, altrimenti Giulia Reato su Google e vediamo. Giulia Reato non so cosa viene fuori. Vabbè, insomma, ogni tanto qualcuno lo fa. Piazzola sul Brenta, grazie all'associazione Free in the World, scherzi a parte, anche per la simpatia insomma, con cui abbiamo condotto questo nostro incontro, queste nostre chiacchiere e un caffè. Adesso è arrivato veramente il momento di bersi un caffè, quindi lascio tutti i nostri telespettatori e ricordo loro che l'appuntamento è sempre per domani in diretta con Chiacchiere e Caffè. Grazie per averci seguito. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't buy